Siamo sotto lo sguardo di Maria che vediamo dall'icona della Madonna della Salute, ma ancora più in alto osserviamo ancora la Vergine Maria e altre statue vicino a lei. È l'altare costruito da Giusto Lecour, con il quale si è inteso rendere omaggio alla Vergine Maria, qui giunta dall'isola di Candia, che conosciamo oggi come Creta, e ci troviamo proprio dinanzi a lei. In alto vediamo la Vergine Maria e da una parte una bella signora vestita con qualche broccato, con ori, collane, bracciali, eccetera, in ginocchio. E quella donna rappresenta Venezia. È la grandezza di Venezia che non riesce a fare più nulla di fronte alla peste. Nonostante i suoi soldi e i suoi ori, la sua grandezza di stato da mar e da terra, dopo aver conquistato l'Adriatico, eccetera, è improvvisamente bloccata e non riesce a fare più nulla. Un'immagine molto significativa per noi, sia perché in qualche modo abbiamo vissuto un'altra pestilenza pochi anni fa, ma significativa anche per la realtà in cui viviamo. Non tutte le risposte all'uomo contemporaneo, anzi ci sono dei momenti in cui è costretto a fermarsi e la sua scienza e la sua tecnica si bloccano. È con questo sguardo supplice che Venezia, inginocchiata, chiede all'unica che può concedergli la grazia più grande. Siamo nel 1630 e le cronache dicono che a Venezia morivano circa 200 persone ogni giorno, tanto che non sapevano più dove collocarli, li gettavano nei canali addirittura. Questo è il dramma che ha vissuto Venezia in quegli anni. Ecco che tutta quella ricchezza non risolveva il problema della peste, della pestilenza. Maria è nell'atto di accogliere quella richiesta, quella preghiera, e quella preghiera non nasce solo, come dire, dal patriarca di allora, dal vescovo di allora, dai fedeli, ma nasceva veramente da tutta la città. Tanto era il dramma che non si sapeva più dove sbattere la testa. Infatti questo tempio, la Madonna della Salute, è stato costruito per un voto che ha fatto la Serenissima Repubblica di Venezia, quindi il Doge, assieme al patriarca di allora. E questo voto, se guardate in alto, c'è un medaglione nero, lo vedete, in alto. Ecco, quel medaglione ha suscritto il voto che fece la Serenissima Repubblica, erigendo questo tempio, perché un po' la leggenda racconta che qui ci sarebbe stato, in questo luogo, il primo caso di guarigione dalla peste. Dopo frequenti e frequenti processioni in piazza San Marco, con il Doge, i notabili di allora, eccetera, non riuscendo a debellare questa epidemia, Venezia si fida e si affida a Maria e intende costruire questo voto, con questo voto anche una preghiera, un ringraziamento a Maria. Voto fatto appunto nel 1630. La prima pietra sarà posata nel 1631. E di lì ad un anno ci sarà finalmente la guarigione di gran parte delle persone e sarà debellata la peste. La peste che è rappresentata da quell'altra signora che sta scappando, se vedete qui sopra, dall'altra parte. A Venezia c'è un modo di dire, ti sei brutta come a peste. Ecco, questo modo di dire nasce proprio da qui, perché la peste è raffigurata come questa persona scarna, ecco, con evidenti segni che riporta nella carne, nel volto, che scappa via.
non può nulla di fronte a Maria. E ai piedi della Vergine Maria, oltre agli angioletti che vedete, c'è il corno dogale appoggiato su un cuscino. Neanche il doge può far nulla. La potenza di Maria è tale che Venezia addirittura la pone nel capo più alto della Basilica della Salute. All'esterno della Basilica, proprio nel tempietto più alto, si scorge quella che è chiamata la Capitana d'Amar. La Capitana d'Amar Capitano d'Amar era il titolo con cui la Serenissima fregiava coloro che erano ammiragli, anzi il grado più alto era l'ammiragliato, e quindi questo titolo è stato dato alla Madonna. Capitana d'Amar è posizionata sopra il Tempio della Salute, tempio votivo. Un'immagine che dice due aspetti: da un lato la potenza di Venezia e dall'altro però anche la potenza di Maria. La Vergine Maria è donna potente, che può intercedere, che si frappone, si mette in mezzo. Infatti questo è il significato più profondo del termine mesopanditissa, che è il termine con cui si descrive proprio l'icona della Vergine Maria. Mesopanditissa ha tanti significati. Alcuni attribuiscono questo significato al fatto che Maria in qualche modo è colei che è potente e che vuole sempre frapporsi tra il male e noi, e se glielo permettiamo ella è capace di condurci alla salvezza, perché è potente. Noi sappiamo, e la teologia ci dice, che Maria è colei che mai è stata vinta dall'avversario, e non solo perché preservata dal peccato originale, ma Maria era pienamente libera di compiere il peccato. Mai, noi crediamo, Maria ha compiuto peccato. Per questo è così potente contro l'avversario, perché è l'unica parte della creazione mai stata vinta dall'avversario. Ecco perché dobbiamo fidarci a Maria, non la nostra potenza, la nostra fragilità, ma con colei che può, che è potente. Una volta, entrando in una chiesa, lessi una scritta, ero davanti alla statua della Madonna e c'era scritto, il parroco probabilmente aveva messo questo cartello: tu che vieni a venerare la Vergine Maria, sei stato da suo figlio? Lì per lì ho detto, ma io non l'avrei messo questo cartello. E questo tempio dedicato alla Vergine Maria ci insegna proprio questo, che non è che la mediazione di Maria tolga nulla alla mediazione di Gesù Cristo, anzi lo dice il Concilio Vaticano II nella Lumen Gentium, ci dice che all'interno dell'unica e sufficiente mediazione di Cristo esistono altre mediazioni, tra cui una importante è quella di Maria. Maria quindi, giustamente possiamo definirla mediatrice di grazia, e può intercedere per noi, ma questo ha anche un fondamento biblico. Infatti, se uno legge il Vangelo di Giovanni, comprende subito che Maria conduce a Cristo. Giovanni 2, fate quello che vi dirà. Ma non solo, Cristo ci conduce da sua madre. Ricordiamo le parole di Gesù in croce: figlio, ecco tua madre, madre, ecco tuo figlio. Il discepolo che vuole essere tale, in qualche modo deve imitare Maria, e Maria conduce a Cristo. Non è in opposizione la mediazione di Maria da quella di Cristo. Tant'è vero che la stessa immagine, o digitria, così come viene definita, che nel termine greco significa colei che indica la via, la strada, ci indica Maria che con la mano proprio conduce verso Cristo, verso colui che è il Salvatore. E Cristo è rappresentato come con degli abiti da senatore, da colui che può tutto, da colui che ha potere, e in mano un rotolo.
Il rotolo è la rivelazione, è la storia della salvezza. Dio ha operato nella storia tante volte e può operare oggi nella tua vita, se tu glielo permetti. E lo stesso Tempio della Madonna della Salute è costruito proprio in questo modo. All'esterno ci sono le statue di tutte le figure dell'Antico Testamento, Ester, Giuditta, eccetera, che in qualche modo prefigurano Maria. All'interno, nella rotonda più grande, ci sono le statue dei profeti e dei re dell'Antico Testamento, che in mano tengono un cartiglio che dice una frase corrispondente al loro libro, Geremia, Isaia, eccetera, riguardante la salvezza. Dio opera e ha operato la salvezza per gli uomini lungo la storia della salvezza. Guarda che, guardando e incontrando Maria, di cui i profeti hanno indicato nell'Antico Testamento una strada, anche tu oggi puoi ottenere una salvezza. E non temere, lei è la mediatrice più adatta, è colei che ti conduce da Gesù, è colei che ci viene affidata da Gesù stesso come madre. Ogni volta che pensiamo alla madre pensiamo a una delle cose più care della nostra esistenza, a una che ci ama senza ottenere nulla in cambio. E così è Maria, lo sguardo di Maria ottiene. Il Tempio della Madonna della Salute, quindi, è un tempio che ci parla totalmente di lei, tanto che nella rotonda grande i dipinti che sono alle pareti, ai 4 altari, ai 2 altari entrando in chiesa, ai 2 altari più prossimi a questa rotonda piccola, raffigurano le storie più importanti della vita della Vergine Maria. E quindi abbiamo la Pentecoste del Tiziano, che magari dopo passando potete osservare. Abbiamo la presentazione di Maria al Tempio, abbiamo l'annunciazione di Maria al Tempio. Ecco, e infine abbiamo i santi veneziani e i santi legati in qualche modo alla peste. Nell'altare maggiore noi troviamo da una parte San Marco, vedete, spaparanzato sopra il leone con il libro aperto, l'Evangelista. Dalla parte opposta San Lorenzo Giustiniani, che per chi non lo conosce è il primo patriarca di Venezia, il primo vescovo. E questo altare ci rimanda davvero a questa preghiera supplice che noi possiamo fare nei confronti di Maria. La festa della Madonna della Salute, che è il 21 di novembre, raccoglie tanti e tanti fedeli. E sono fedeli che tornano un po' dalla madre. Chi, come me, ha fatto il seminario qui a Venezia, inevitabilmente si trova tante volte sotto quello sguardo mariano, si è trovato tante volte, e tanti fedeli che chiedono. E moltissime sono le grazie che ha accordato questa Madonna. I voti ce li abbiamo tutti in sagrestia, per dire che anche oggi Maria concede queste grazie. Quante volte noi conosciamo persone, problemi fisici, mentali, spirituali, morali, però non li portiamo a lei. Maria è colei che concede la pace, è colei che concede la salvezza perché conduce a Cristo. È l'ottima mediatrice per tutti noi. Molte volte non ci riflettiamo abbastanza. Nell'Ave Maria diciamo le ultime parole: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Perché sono i 2 momenti più importanti della vita. Il passato è passato. Il presente è il momento in cui io posso agire. E passato questo momento non potrò più agire, ma adesso sì posso agire. E la morte è l'ultimo momento prima di chiudere gli occhi in questo mondo e di aprirli nella vita eterna. È il momento della battaglia più dura. I 2 momenti più importanti della vita, noi li ricordiamo proprio nell'Ave Maria, per dire che lei ci accompagni istante per istante nella nostra esistenza.
In questa rotonda piccola, questa parte della basilica, come un teatro, si affacciano delle figure, e questi sono i 12 apostoli più i padri della Chiesa. I padri della Chiesa sono alle vostre spalle, mentre i 12 apostoli ad indicare sì, certo che Dio ha agito nella storia della salvezza, e loro sono stati testimoni della risurrezione di Cristo. Risurrezione di Cristo rappresentata anche dalle 8 colonne della Basilica della Salute, che ricordiamo esternamente sembra una grande corona, ed è la corona della Vergine Maria. Una corona con delle volute molto grandi esterne alla Basilica, e questo motivo si riprende anche in tutta la Basilica. E non solo, la sensazione che l'architetto, che come scrivono le cronache morì nel bacio del Signore, tanto amava questa basilica, l'architetto voleva dare proprio questa sensazione, una trabeazione, un girare degli elementi di questo mondo, ma che hanno la certezza della verticalità di Dio, di arrivare al Signore. Ecco perché c'è un po' tutto questo movimento rappresentato anche un po' nei motivi decorativi. Guardiamo a Maria, e lo facciamo davvero avendo la fede che ella possa mediare. L'unica e sufficiente mediazione di Cristo non toglie nulla alla mediazione di Maria, colei che, come dicevo, è potente. Nel tempietto, come ricordavo prima, Maria è la capitana da mare, ed è rappresentata così come si vestivano i capitani da mare, con una corazza per indicare proprio la potenza, in mano a uno scettro. Non aver paura, lei è potente, a lei puoi presentare le tue richieste. Guardiamo insieme il volto della Vergine Maria, Madonna della Salute. Salute in latino significa da un lato la salute del corpo, ma dall'altro la salvezza dell'anima, e questi due aspetti in questa basilica sono fortemente uniti. Maria è importante anche per Venezia, e mi avvio alla conclusione. Infatti nella rotonda grande, proprio al centro, che ora è delimitato e quindi non ci si può andare, è riportata una scritta: Unde origo inde salus. Solo dall'origine viene la salvezza. Vuoi salvarti? Torna all'origine. E quello che fece Venezia nel 1630 con questo voto. Infatti una leggenda, ma in realtà anche con alcuni riscontri storici ben chiari, indica che la fondazione iniziale di Venezia sia nel 421, il 25 marzo, giorno dell'Annunciazione a Maria. È bello pensare che Maria sia ritornata alla sua origine, Venezia sia ritornata alla sua origine, alla sua fondazione per ottenere la salvezza. E quante volte la nostra vita è nel caos. Ecco, il Signore ci riconduce a questo ordine dell'origine, delle cose iniziali, a Maria, affinché la nostra vita diventi più ordinata, armonica, segua quello che è il disegno di Dio e che Dio ha pensato su ciascuno di noi. Maria è la discepola perfetta, non solo perché ha portato in grembo Gesù, è l'immagine della Chiesa, Gesù e Maria. Maria colei che attende Cristo, ma colei che è stata e ci viene sempre presentata in silenzio tante volte nei Vangeli, serbava tutte le cose nel suo cuore, e compare però nei momenti più importanti della vita di Gesù. Pensiamo, e degli Apostoli, pensiamo ad esempio alla Pentecoste, le nozze di Cana, sotto la croce. Maria è presente nei momenti più importanti della vita di Cristo e vuole essere anche per noi questa mediatrice mesopanditissa della nostra vita. In qualche modo, secondo una delle ultime ricerche, se
letto in senso positivo, potremmo affidare il titolo anche di impicciona Maria, colei che vuole impicciarsi delle nostre storie, delle vicende anche complesse. Allora comprendiamo che non c'è situazione umana che nelle sue mani non possa essere condotta a questo ordine, al disegno di Dio. E vi chiedo a tutti di alzarvi in piedi e di recitare insieme un Salve Regina.